Sono Daniela Falconi, ho 35 anni e sono l'amministratrice dell'azienda Fattoria Gennargentu che produce salumi e formaggi tipici qua a Fonni, al centro della Barbagia. Io ho avuto una grande fortuna, che è quella di aver avuto entrambi i genitori, ma anche i nonni, come grandi lavoratori, che comunque hanno sempre fatto gli imprenditori. Quello che io ho imparato e poi ho messo a frutto cercando comunque non di tenere la loro ma di dare il mio contributo in più all'azienda, ci ho messo in più una cosa che loro mi hanno insegnato, che è un grande amore per questo territorio e per il posto in cui vivo. Noi abbiamo prima di tutto deciso di restare qui e di impiantarci qui con la nostra famiglia e in base a questo poi sviluppare le nostre attività imprenditoriali. I nostri prodotti sono prodotti legati esclusivamente alla tradizione, quindi sono salumi che si producevano nelle nostre case. L'idea imprenditoriale è stata quella di portarli alla produzione industriale. Tutte le parti del maiale le lavoriamo facendole diventare prosciutti, pancette, ma soprattutto la salsiccia curva, che era quella che si faceva stagionare nelle canne nelle nostre cantine. Abbiamo sfruttato questa, anche a livello di marketing, questa idea imprenditoriale di portare comunque la tradizione sugli scaffali dei supermercati e diciamo che comunque abbiamo ottenuto un discreto successo. La stessa filosofia vale anche per i formaggi. Produciamo solo piccoli pecorini da tavola semistagionati e abbiamo scelto di lavorare solo latte proveniente dalle nostre montagne. Adesso abbiamo preferito prima di tutto investire nella promozione proprio sul punto vendita per far arrivare i nostri prodotti a tutti, perché pensiamo che sia inutile spendere un sacco di soldi in pubblicità se il nostro prodotto poi non viene ritrovato sugli scaffali. Noi nasciamo come imprenditori turistici principalmente, cioè la prima generazione è quella di mia nonna che aveva un albergo in Ogliastra, poi i miei si sono conosciuti, mia madre è ogliastrina, mio padre è fornese e si sono trasferiti qua dove hanno realizzato un albergo vicino al lago di Gusana. Molti dei prodotti che venivano consumati nell'hotel venivano prodotti da noi e tra questi anche i salumi. Quindi è nata la necessità di stagionare i salumi prima nelle cantine, che erano le nostre cantine delle nostre case, poi un po' con quest'idea un po' bizzarra di mio padre ha detto facciamo una cella di stagionatura. L'azienda è un'azienda prevalentemente a gestione familiare, ma è un SRL, quindi con una società e con un capitale sociale. Il mercato a cui si rivolge la nostra azienda è principalmente quello della grossa distribuzione, anche perché ci siamo prefissi l'obiettivo di raggiungere determinati volumi di fatturato e quindi avendo la Sardegna, così come tutta la penisola, il mercato di riferimento più grosso nella grossa distribuzione, noi ci rivolgiamo a loro. La concorrenza che noi troviamo principalmente con i nostri prodotti è una concorrenza dovuta a livello nazionale, dove ci sono grossi salumifici che comunque si incontrano e si scontrano col nostro. Abbiamo avuto una crescita, soprattutto negli ultimi anni, che forse non ci aspettavamo. Abbiamo investito ultimamente solo in macchinari per ottimizzare magari il confezionamento, ad avere delle etichette più accattivanti sul mercato, piuttosto che magari costruire un altro stabilimento. Quelli che sono stati i nostri investimenti negli ultimi anni soprattutto sono stati investimenti a livello di risorse umane all'interno degli stabilimenti, quindi abbiamo formato al massimo i nostri dipendenti, ogni 6 mesi circa ci riuniamo con loro e facciamo con loro il punto della situazione. Noi cerchiamo prima di tutto di capire quali sono le esigenze dei nostri clienti e in base a quello poi studiamo le strategie, facciamo i piani promozionali. In questo settore ci sono vaste
prospettive di sviluppo, quindi si potrebbero creare nuove prospettive di sviluppo sia con l'allevamento sia con altri stabilimenti che comunque producano dei prodotti di forte impatto legati al territorio. Adesso prima vagliamo nuovi mercati, per esempio adesso stiamo provando a inserire sul mercato gli affettati, vediamo che rispondenza hanno e poi decidiamo se fare l'investimento e costruire una parte dell'azienda che si dedichi solo agli affettati. Assieme ad altre aziende abbiamo unito il pane, i dolci, i nostri salumi, i nostri formaggi e stiamo cercando di creare una rete di imprenditori come noi, giovani e dinamici, che si rivolgano anche a mercati extra isolani. L'auspicio è che comunque anche le decine di giovani laureati che ci sono anche nel mio paese poi decidano di tornare e investire in settori legati all'ambiente, al territorio. Io penso che le doti che un imprenditore debba avere siano soprattutto quelle dell'onestà e ripeto, come ho già detto prima, dell'amore per il territorio, ma debba avere anche in sé la voglia un po' di rischiare, perché comunque un imprenditore, se non ama il rischio, è difficile che si sviluppi. A chi vuole fare impresa consiglio di cercare un'idea che sia fortemente legata a una forte passione che lui ha, che il nuovo imprenditore può avere nella vita. Consiglio anche di non aver paura, perché comunque fare impresa è vero che ha tantissime difficoltà e comporta tantissimi sacrifici, a volte veramente per nulla, però poi può dare anche tante soddisfazioni.